È in corso l'imbarco di oltre 600 dei 1905 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa sulla nave Diciotti che a operazione conclusa farà rotta verso Reggio Calabria. A seguire, secondo quanto è stato disposto dalla prefettura di Agrigento, altri 250 immigrati lasceranno i padiglioni di Contrada Imbriacola e verranno accompagnati al porto dove il traghetto li porterà fino a Porto Empedocle. Entro la tarda mattinata, infine, altri 80 partiranno con una motovedetta della Guardia di Finanza, sempre per Porto Empedocle, nella struttura di primissima accoglienza che nei giorni scorsi è arrivata a ospitare anche 3.000 persone. Dovrebbero rimanere 977 migranti a fronte di poco meno di 400 posti. La prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, è al lavoro per pianificare ulteriori trasferimenti. Per la serata di domani, da venerdì, a causa del mare mosso non si registreranno sbarchi, ma le condizioni meteomarine sono migliorate nella giornata di ieri. In particolare sono stati attivati, grazie alla collaborazione sinergica dell'aeronautica militare, 4 voli, 2 nella nottata di ieri e 2 nella giornata odierna, a comunicarlo appunto la prefettura, al fine di trasferire 280 migranti, che è stato reso possibile grazie anche alla disponibilità dell'asse di Lampedusa e dell'ENAV, che hanno consentito l'apertura dell'aeroporto di Lampedusa nelle ore notturne. Inoltre, fermo restando che la prefettura di Agrigento ha già fatto giungere alcune forniture di viveri straordinari, attingendo alle attività commerciali presenti sull'isola, vista l'impossibilità di trasferimenti via mare a causa delle condizioni meteo avverse, grazie anche alla disponibilità della Presidenza della Regione Siciliana, del Dipartimento regionale di Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana, sono stati inviati a Lampedusa con gli stessi aerei che provvederanno a effettuare i trasferimenti dei migranti nella giornata di oggi. Rilevanti quantità di beni di prima necessità, viveri e vestiario, in particolare materiale per l'igiene personale, coperti e alimenti per bambini. Non appena le condizioni meteo lo permetteranno, un trasferimento sarà effettuato anche col traghetto di linea a Porto Empedocle dalla compagnia Siremas, che ha messo a disposizione 420 posti. E intanto sono sbarcati 17 naufraghi originari del Bangladesh nel porto di Pozzallo. 17 migranti sopravvissuti al naufragio avvenuto ieri davanti alla zona SAR libica, in cui sarebbero stati dispersi oltre 30 persone. I naufraghi, tutti originali del Bangladesh, sono stati trasportati sulle motovedette della Guardia Costiera del mercantile Froland, che li aveva soccorsi. In banchina è stata anche predisposta la macchina dell'accoglienza con il personale dell'ASP e della Croce Rossa, il medico dell'USMAF. Con le forze dell'ordine, i migranti, una volta sbarcati, saranno trasferiti nell'hotspot di Pozzallo.